Un'arte che continua a stupire e raccontare, quella di Antonio Canova, scultura dopo scultura, storia dopo storia, presentata al Museo Gipsoteca di Possagno una nuova mostra dal titolo Canova e il potere, aperta al pubblico dal 22 marzo al 3 settembre. Esposizione di cui il gruppo Media Nord-Est è media partner, che racconta il profondo legame tra arte e potere, ricostruendo le relazioni di Canova con i massimi esponenti del panorama politico e culturale dell'epoca. Canova è un artista meraviglioso e purissimo, e però è un artista che ha avuto rapporti con i papi, con Napoleone, con gli austriaci, e quindi è l'ultimo artista che ha un rapporto con una committenza importante che vuole manifestare la propria esistenza attraverso l'arte. Arte-potere, un rapporto inscindibile, cambiato però nel tempo. Nel Tempio c'è stata una sostituzione tra l'artista e l'uomo di potere, perché l'artista si è fatto un monumento più grande che se fosse Napoleone, si è fatto un Pantheon. Quindi il rapporto con il potere è quello che rimane di noi oltre la nostra vita, e Canova ci dà la testimonianza di come l'arte sia la vita che non finisce. Cuore della mostra, l'eccezionale raccolta d'arte del celebre collezionista Giovanni Battista Sommariva, che tra il Palazzo di Parigi e la leggendaria Villa di Tremezzo si circondò di capolavori dei più grandi maestri dell'epoca. Tra le grandi opere del Canova anche l'Apollino, scultura che scomparve dai cataloghi nel 1839, quando la preziosa collezione Sommariva fu messa all'asta. Un'opera che viene dalle collezioni comunali di Bologna, un'opera che ci racconta un Canova che tende sempre più all'ideale, alla perfezione, e a corredo di questa sezione della mostra abbiamo due importanti dipinti, uno di Francesco Hayez che viene dal Museo Vela in Svizzera e l'altro invece di collezione privata che ci fa vedere la prima idea di Canova, è un ritratto del principe Enric, quindi Canova che prima di lavorare il marmo medita attraverso la pittura.